in studio, c'è una notizia, tornano liberi 4 indagati, tra cui l'ex manager della Impianti SRR Giovanna Picone, che erano stati sottoposti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sul presunto traffico illecito di rifiuti nella discarica Timpazzo a Gela. I giudici del Tribunale del Riesame di Caltanissetta hanno accolto i ricorsi presentati dai difensori. L'indagine va avanti, la prossima settimana sarà trattata la posizione di un altro indagato attualmente ai domiciliari. Noi ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito. Dopo di noi barzellette e poi insieme storie. A tutti voi un buon proseguimento su Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Maxi operazione della Polizia Postale coordinata dalla Procura di Catania contro lo sfruttamento sessuale di minori. Online 7 arresti, 30 indagati, perquisizioni in 17 città italiane. I gruppi online si scambiavano immagini e video di abusi su minori. Un operaio di 53 anni muore nel cantiere del Ponte Acagras. Aperta un'inchiesta. ANAS ipotizza un improvviso malore. L'Etna si placa, la nube di cenere si sta esaurendo, così come l'attività stromboliana. Restano i divieti per i turisti in quota, operativo l'aeroporto di Catania che ha vissuto 2 giorni da incubo, disagi per 100.000 passeggeri. Pestato dal branco per uno sguardo di troppo, brutale aggressione a Mondello dove un giovane calciatore è stato picchiato con un tirapugni. Il padre racconta: me lo stavano ammazzando. Siamo persone, non esuberi. A Catania scatta la mobilitazione in Pfizer dopo l'annuncio di 330 licenziamenti. I sindacati chiedono le dimissioni del direttore dello stabilimento Etneo. Favignana, Levanzo, Marettimo, Le Egadi tra le mete preferite di quest'estate. Acqua cristallina, paesaggi mozzafiato e le prime storiche tonnare attraggono turisti e diportisti. Il Catania accelera sul mercato per la fascia sinistra, spunta Groppelli, pupillo di Longo, mentre Allegretto è a un passo dal rinnovo. A centrocampo si prepara la rivoluzione, in uscita diversi giocatori, restano nel mirino Capomaggio, Gallo e Vinicius. Bentrovati, in apertura la notizia di una indagine che svela un traffico inquietante di materiale pedopornografico online, anche con scambi di video di abusi su minori. 7 persone sono state arrestate, altre 30 sono indagate nell'operazione della Polizia Postale coordinata dalla Procura di Catania contro lo sfruttamento sessuale di minori online. Oltre 100 agenti hanno eseguito perquisizioni in 17 città italiane, sequestrando computer, telefoni e altri dispositivi contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini, condotte anche sotto copertura e con la collaborazione delle autorità estere, hanno permesso di individuare gruppi che si scambiavano immagini e video di abusi su minori. Il materiale sequestrato adesso è al vaglio degli investigatori che puntano a identificare gli orchi, eventuali altri responsabili e soprattutto le giovani vittime coinvolte. Ancora una tragedia in un cantiere edile, a perdere la vita è Gerardo Bruccheri, un operaio di 53 anni che stava lavorando ad Agrigento nel cantiere del Ponte Acagras. È stato trovato privo di sensi. Nel cantiere sono in corso appunto i lavori di recupero del viadotto, inutili soccorsi del 118. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni raccolte da ANAS, il lavoratore sarebbe stato rinvenuto al termine del turno di lavoro lungo una pedana metallica e l'ipotesi iniziale è quella di un improvviso malore. La Procura ha aperto un'inchiesta, ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. ANAS ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, assicurando la massima collaborazione con gli investigatori.
E c'è stata una tragedia familiare ieri sera a Comiso. Un uomo con problemi psichici prima ha picchiato la madre e poi, pensando di averla uccisa, si è lanciato dal balcone del terzo piano di un edificio di un palazzo in via Ho Chi Minh. Il cinquantenne e la madre sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Vittoria, dove i sanitari hanno tentato di stabilizzarli, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È deceduto poco dopo l'arrivo e il ricovero. La madre, 80 anni, è gravemente ferita e resta in condizioni critiche. Andiamo adesso sull'Etna, che si placa e la situazione torna lentamente alla normalità. La nube di cenere si sta diradando, così come l'attività strombolana. Restano i divieti per i turisti in quota. Al pienamente operativo l'aeroporto Fontanarossa di Catania, che però ha vissuto 2 giorni di passione, come ci racconta Tonino De Mano. Il crollo del tremore vulcanico lo aveva anticipato e dopo poche ore la strumentazione dell'INGV ha confermato quel che si attendeva, ovvero l'Etna si sta avviando verso la conclusione della sua ultima fase eruttiva, anche se non si escludono eventuali riprese. La colonna di cenere fuoriuscita dal cratere voragine si è ridotta drasticamente e l'attività stromboliana è in fase di decremento. L'Etna resta sempre un'attrazione irrinunciabile per tanti turisti che si spingono fino a quota 2005, dove al momento sono in vigore i divieti delle autorità. Oltre, infatti, significherebbe entrare in area rossa. Da un lato l'attrazione della natura, dall'altro i disagi al traffico aereo, con lo scalo Fontanarossa che ha vissuto 2 giorni di passione. La chiusura dell'aeroporto ha provocato cancellazioni e il dirottamento dei voli a Palermo, Trapani e Comiso, creando disagi a migliaia di passeggeri. In totale dal 5 al 7 luglio, secondo il report fornito da SAC, sono stati 620 i voli cancellati o dirottati, causando disagi a circa 100.000 persone. L'emblema sono stati gli oltre 1.000 passeggeri dei voli dirottati all'aeroporto di Trapani che hanno trascorso la notte nello scalo, molti dormendo a terra in attesa degli autobus diretti a Catania. Una situazione che ha suscitato forti proteste e che ha spinto l'associazione dei consumatori ADOC ad annunciare iniziative legali nei confronti di Ryanair per chiedere il risarcimento dei danni subiti dai viaggiatori. A Mondello adesso, dove un giovane calciatore è stato picchiato con un tirapugni per uno sguardo di troppo. Il padre del ragazzo racconta in un video: me lo stavano ammazzando. Tutti i dettagli da Marco Gullà. Uno sguardo di troppo e nel giro di pochi secondi scatta l'aggressione, pugni, calci e anche colpi con un tirapugni. Un giovane di 18 anni, calciatore della Parmaval, ieri è stato selvaggiamente picchiato da altri 3 coetanei nella zona dell'ex baretto a Mondello. Gli aggressori avrebbero prima provocato la vittima chiedendogli conto del suo sguardo, per poi passare rapidamente alle mani con una violenza brutale. Riceviamo la videodenuncia del padre, provato e scosso per quanto successo. Me lo stavano ammazzando. E vado da mio figlio correndo come un pazzo e trovo mio figlio tutto pieno di sangue in faccia. Scusate, con il sopracciglio spaccato, tutto sangue che ci correva e tutto trasformato in faccia. Le conseguenze dell'impatto sono state devastanti, lasciando sul volto del ragazzo vistose e gravi fratture facciali scomposte. Aveva il tirapugni nella zampa, o nella zampa come i cani sul meghinato, nelle mani, e gli dà una cazzottata, facendoci danni facciali con zigomo, mascella e orbita. Il giovane probabilmente dovrà essere operato. Corruzione a Sommatino nel Nisseno, il sindaco dimissionario e un imprenditore, indagati anche l'ex vice sindaca e l'ex assessore al turismo. Il sindaco e l'imprenditore adesso sono ai domiciliari nell'inchiesta presunte richieste di denaro dalla sagra dell'agricoltura agli appalti pubblici. Ci dice tutto Rita Cinardi. Terremoto giudiziario al comune di Sommatino. I carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta hanno eseguito 6 misure cautelari nell'ambito dell'operazione Scacco, coordinata dalla procura nissena, che ipotizza un presunto sistema di concussioni, corruzione e appalti pilotati all'interno dell'ente. Agli arresti domiciliari sono finiti l'ex sindaco Salvatore Letizia e l'imprenditore Diego Caramazza. Per altri 4 indagati sono state disposte misure interdittive. Il giudice ha inoltre riconosciuto gravi indizi anche nei confronti dell'ex vice sindaca e dell'ex assessore
ancora al turismo per un'ipotesi di concussione senza applicare misure cautelari perché nel frattempo si erano dimessi. Secondo l'accusa, durante la sagra dell'agricoltura, gli amministratori avrebbero chiesto denaro agli espositori, tra i 40 e i 150 euro al giorno, per garantire l'allaccio dell'energia elettrica, mentre in un caso un ristoratore sarebbe stato costretto a offrire pasti gratuiti. L'indagine avrebbe inoltre fatto emergere presunte tangenti per pilotare appalti pubblici, tra cui quelli per un asilo nido, il consolidamento del costone Sant'Anna e gli interventi alla Villa Garibaldi. L'inchiesta è nata dopo l'attentato del maggio 2024 ai danni dell'allora sindaco ed è stata sviluppata con intercettazioni, videosorveglianza e attività investigative dei carabinieri. A Catania adesso un cilindretto di carta con una croce è stato trovato nella buca delle lettere dell'abitazione di Maria Grazia Santapaola, sorella di Nitto, lo storico capo mafia morto recentemente. La donna è anche madre di Aldo Ercolano, che è in carcere ed è ritenuto il braccio destro e alter ego dello zio. Il messaggio, forse di sfida, è stato trovato dai condomini che hanno chiamato la polizia. A Palermo cartoline contro il pizzo rivolte ai boss condannati per mafia e scarcerati. Se tornate a chiedere il pizzo vi denunciamo, si legge su un centinaia di adesivi affissi in piazza. Intanto emergono ulteriori dettagli sull'omicidio di via Sampolo. Sentiamo Orazio Longo. Se proverete a chiedere il pizzo noi vi denunceremo. Apparsi centinaia di adesivi nel quartiere Uditore Passo di Rigano a Palermo, rivolti ai boss condannati per mafia e scarcerati. La scritta, non firmata ma attribuibile ai palermitani che si ribellano al pizzo, è apparsa su centinaia di cartoline adesive affisse in piazza, sui pali della luce, nelle cabine elettriche e in altri luoghi ben visibili. Questo in un momento delicato della cronaca nera in città, pervasa dalla violenza per le strade a quella non per forza legata alla criminalità organizzata, con la tensione che corre sul filo. Non ultimo il fatto di via San Polo, dove un uomo ha ucciso il coinquilino minacciando di fare saltare l'intero palazzo con il gas. Tra le varie ipotesi, oltre a quella di dissidi di convivenza, c'è quella che il coinquilino lo avesse riconosciuto nonostante i capelli tinti di biondo. Francesco Cusumano, 38 anni, accusato di aver ucciso il 53enne Francesco Spataro, era destinatario di una sentenza di condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione, convertibile nell'affidamento in prova una volta notificata, per lesioni aggravate dopo aver picchiato un commissario all'esame di abilitazione alla professione di avvocato perché questi lo aveva bocciato. Originario di Milazzo, Cusumano, che davanti agli inquirenti si è avvalso della facoltà di non rispondere, negando le sue responsabilità sul delitto di via San Polo, si era trasferito a Palermo da poco, forse per sfuggire proprio alla condanna inflittagli dal Tribunale di Messina, facendo perdere le sue tracce. Catania, dopo l'annuncio di 330 licenziamenti, scatta la mobilitazione in Pfizer. I sindacati chiedono le dimissioni del direttore dello stabilimento etneo e avvertono: siamo persone e famiglie, non esuberi. Tonino De Mana. Per Pfizer i numeri sono esuberi, per noi sono persone, famiglie e futuro. Lo mettono nero su bianco i sindacati dopo l'annuncio della multinazionale del farmaco di 330 licenziamenti a Catania, ai quali si aggiungono anche altri tagli di 40 lavoratori somministrati tramite Randstad, molti dei quali impiegati nello stabilimento da circa 10 anni. Si annuncia una calda estate di mobilitazione che toglie il sonno a decine di famiglie. Giovedì è prevista un'altra assemblea dei lavoratori nello stabilimento, 8 giorni dopo si terrà un presidio davanti ai cancelli del sito della Pfizer a Catania e il 22 luglio, in occasione del tavolo ministeriale, sarà programmato lo sciopero con manifestazioni nel capoluogo etneo e a Roma. 40 anni di sacrifici, professionalità e competenze, osservano i sindacati in una nota congiunta cancellati con una firma. Filtem CGL, FEMCA CISL, Wiltec Will, UGL Chimici e Cisal chiedono le dimissioni del direttore dello stabilimento Giuseppe Campobasso, la cui gestione degli ultimi anni avrebbe prodotto un progressivo ridimensionamento del sito fino alla chiusura del penicillinico. Chi ha contribuito a questo fallimento industriale, conclude la nota, deve assumersene le responsabilità. I sindacati puntano il dito anche contro il silenzio della politica. A San Cristoforo, popoloso quartiere catanese, la festa della città dei ragazzi in ricordo dei 4 picciriddi uccisi dalla mafia 50 anni fa. A loro è dedicato un murale, segnale di speranza per i bambini del quartiere. Giusy Lazzara.
Una città dove vorrebbero vivere tutti, piccoli e grandi. A Catania, la città dei ragazzi, è uno spazio aperto nel cuore di San Cristoforo, dove si gioca, si impara, si scoprono talenti a qualsiasi età. Più di 100 i bambini ogni giorno, ma anche i ragazzi del carcere minorile in prova, che sperimentano una rinascita. L'allarme criminalità giovanile lo ha lanciato la Commissione regionale antimafia, che segnala 42 piazze di spaccio solo a Catania. Il 50% dei reati dei ragazzi all'interno degli istituti minorili è legato all'uso di sostanze stupefacenti. Purtroppo la criminalità organizzata dà riconoscimento ai ragazzi, dare ai ragazzi delle armi diverse. Le armi sono quelle della cultura, quelle della formazione. Oggi la festa in memoria dei 4 picciriddi uccisi 50 anni fa dalla mafia. A loro è dedicato il murale sulla parete del centro. E se erano tipo ancora qui, facevano un sacco di cose belle, pensavo, però poi purtroppo sono morti. Si inaugura anche il Muro del Piatto. Sono più di 1000 i pezzi realizzati dai bambini e adulti che hanno voluto raccontare a loro modo il quartiere. Dare un futuro diverso, delle opportunità ai bambini di questo quartiere per diventare qualcosa di meglio, appunto, magari dei loro genitori. Fitta la rete di associazioni che hanno aderito al patto educativo territoriale di sviluppo per San Cristoforo, che rappresentano un segno concreto di speranza contro la malavita. Adesso il turismo e le bellezze del nostro territorio, dai paesaggi mozzafiato alla storia, le meraviglie delle isole Egadi nel Trapanese, una delle mete preferite da turisti e diportisti che arrivano da ogni parte del mondo, come ci racconta Laura Spano. Acqua cristallina, paesaggi mozzafiato, calette che vi fanno innamorare, verde lussureggiante e poi tanta storia, da quella legata alle tonnare a quella punica romana fino a quella preistorica visibile nella grotta del Genovese. Si può trovare tutto questo nell'arcipelago delle Egadi, nel Trapanese, una delle mete preferite da turisti e diportisti che arrivano da ogni parte del mondo. Atmosfere diverse in un solo viaggio da vivere tra Favignana, Levanzo e Marettimo. Favignana la più facile, con le sue spiagge accessibili anche da terra. Qui si viene per le calette dalle 1000 sfumature di azzurro. Il suo mare è ancora uno scrigno di tesori inestimabili legati alla battaglia tra romani e cartaginesi. E come poi non fare un salto nell'ex stabilimento Florio, oggi museo del mare dedicato alla tonnara. Levanzo è l'opposto, pochissime case affacciate sul porto, una costa rocciosa e frastagliata, sentieri sterrati e un'atmosfera molto raccolta. Chi la sceglie cerca silenzio. È qui che troviamo la Grotta del Genovese, uno dei complessi di arte rupestre più importanti d'Italia. Le pareti interne custodiscono figure animali, simboli e scene che hanno aiutato studiosi e archeologi a ricostruire passaggi cruciali dell'evoluzione umana. L'accesso è regolamentato e le visite sono accompagnate. Infine Marettimo, la più lontana, montuosa e verdissima, è la più selvaggia, ma anche quella con una rete di sentieri più articolata e panorami mozzafiato. Non ci sono automobili, gran parte dell'esperienza qui si vive tra trekking, giri in barca e bagni in cale raggiungibili solo via mare. Adesso una pausa, tra poco lo sport e il calciomercato. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio e il calciomercato del Catania che segue il terzino Groppelli del Crotone. Allegretto sarà ancora rosso-azzurro, mentre Celli ha ricevuto un'offerta dalla Salernitana. Dal 13 luglio, dopo le visite mediche, la prima fase del ritiro al Massimino. Sergio Colosi. C'è un altro nome nuovo per la fascia sinistra del Catania. La Salernitana ha offerto un contratto biennale a Celli e il club rossazzurro, dopo Walter Guerra, uomo di Longo prima a Picerno e poi a Crotone, ha richiesto Filippo Groppelli, 22 anni, ex Gian Erminio. Nelle ultime 2 stagioni 44 presenze e un gol a Crotone. Anche su questa trattativa c'è l'ok di Longo, che lo conosce bene. Per il rinnovo contrattuale di Andrea Allegretto è solo questione di ore. Tra le parti c'è l'accordo su tutto. Chi ha salutato città, tifosi e società è il vice di Niclav Betters, che tramite un messaggio social ha espresso gratitudine per gli anni vissuti insieme. Protagonista in Serie D della promozione, ha poi trovato meno spazio in terza serie. Un altro reparto molto attenzionato da Varra e Longo è il centrocampo, che sarà rinnovato anche per le nuove idee di gioco del tecnico rispetto al suo predecessore. A Ditacchio in scadenza è interessato il neopromosso
Barletta. In partenza anche Frisen e Di Noia, con Aloi da valutare dopo un lungo infortunio e Guaini richiesto sul mercato ma vicino alla riconferma. La stima del Catania per Capomaggio è risaputa. Anche Gallo e Vinicius sono obiettivi dichiarati dei rossazzurri. C'è da vincere però la resistenza di Salernitana e Crotone. Bene, questo era l'ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Prossima edizione di TG Sicilia alle 13:30. Adesso io vi lascio alla rassegna stampa a cura della collega Lorena Dolci. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata, arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.